Bentrovati, eccoci ad un altro appuntamento ed è quello conclusivo settimanale, l'appuntamento con Veneto Globe Sport sulla nostra web tv www.venetoglobe.com, sul canale del digitale terrestre 813 813 per la provincia di Belluno, in attesa di ampliare la nostra visione a tutto il Veneto. E allora siamo arrivati all'ultimo appuntamento settimanale. Noi ci vediamo ogni giorno alle 19:30 e alle 23:30 per quanto riguarda il digitale, mentre poi su internet, su Facebook e sui social naturalmente con la puntata di Veneto Globe Sport. E allora andiamo a parlare di sport per questo fine settimana che ci apprestiamo a vivere insieme. Lo vivremo con la Rossa, con Vettel, con la Ferrari. Si è fatto un gran parlare in questi giorni di queste novità, di queste possibilità. Intanto a Venezia è stata messa in mostra la Ferrari, grande pubblico, grande occasione per, tra l'altro sotto anche l'egida del comune e con la possibilità di unire l'utile e il dilettevole, cioè magari andare alla festa alla mostra del cinema e poi godersi anche le Ferrari. Lasciamo l'automobilismo, le quattro ruote e passiamo al calcio. Cominciamo dall'Atalanta. L'Atalanta ieri sera ha perduto l'Europa purtroppo ai calci di rigore perché all'andata 0-0, al ritorno 0-0 i tempi normali, supplementari 0-0, i calci di rigore fatali, 4-3 per l'Atalanta con tanti rimpianti ai rigori, errori del Papu Gomez e di Cornelius. Oggi si attende di sapere anche i sorteggi per la Lazio e per il Milan. La Champions invece ha ufficializzato ieri gironi e calendari, soprattutto delle italiane per quanto ci riguarda da vicino, no? E allora inizio fissato per il 18 e 19 di settembre, prima data e prima giornata. L'Inter nel suo girone se la vedrà con Barcellona, PSV, Tottenham, questo il girone dell'Inter, girone C per il Napoli con Liverpool, PSG e Stella Rossa Belgrado. Il girone G vede la Roma inserita con Real Madrid, Victoria Plzen e CSKA. Nel girone H la Juventus affronterà Young Boys, Manchester United e Valencia e la prima partita proprio a Valencia. La Serie A intanto continua, questa sera c'è l'anticipo, il primo tra Milan-Roma, partitissima, poi sabato Bologna-Inter, domani cioè, e Parma-Juventus, il resto si giocherà regolarmente tutta domenica. Anche la Serie B in campo con le Venete, Cittadella e Venezia che sono lì davanti e oggi anticipo tra Palermo e Cremonese. Domani tocca Carpi-Cittadella per quanto riguarda le Venete, Cosenza-Verona e nuovamente un derby ancora per il Padova che affronta il Venezia dopo aver affrontato il Verona domenica scorsa. Andiamo in Serie C dove si è ancora alla ricerca di conferme e certezze per l'inizio del campionato, mentre la Serie D ha ufficializzato ieri finalmente calendario e giornate. E allora il 16 settembre inizia, il Montebelluna è stato inserito nel girone C, fortunatamente per il Monte è un girone a 18 squadre. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ci saranno, o se ci saranno, ce ne saranno pochi di turni infrasettimanali, quindi ulteriore risparmio anche economico ma soprattutto di forze per quanto riguarda la possibilità di giocare infrasettimanale. Le squadre quali sono? Allora oltre al Montebelluna, Adriese, Arzichiampo, Belluno, Campodarsego, Cartigliano, Clodiense, Delta Rovigo, Este, San Donà, Union Feltre, Chions, Ciarlins Muzzane e Tamai, sono tre le friulane. Levico, San Giorgen, un rientro, Trento e Virtus Bolzano per quanto riguarda appunto le trentine. Passiamo in eccellenza, un campionato che seguiremo più che mai dal vivo noi, girone B, una prima giornata che è fissata per il 9 settembre ed è una prima giornata subito già scoppiettante. Sentite qui, Noale Istrana, Eclisse Carini Pivigina Union Pro, Giorgione Vittorio Veneto, Lia Piave Treviso, quindi il Treviso riparte da San Polo di Piave da Lia, Nervesa Porto Mansuè, Real Martellago Luparense, Tombolo
Priolo, Union San Giorgio Sedico, Union QDP Liventina. Riposerà il Mestre. La promozione, il girone D, vede queste giornate e vede questi accoppiamenti. La prima giornata, Favaro 1984 contro Opitergina, Lovis Spresiano Cornuda Crocetta, 90 Fontanelle, Porto Gruaro ZTLL Sinistra Piave, Prodeco Montello di Marchetti contro il Città di Caorle, il Vazzola affronterà il Fossalta, Vedelago contro Giulio Sagittaria e il Villorba affronterà in casa il Conegliano, il di Vanni Moscon. Questo per quanto riguardava il calcio. Adesso lasciamo la parentesi calcistica e passiamo al basket, TVB Basket. Continuiamo la nostra carrellata di interviste, visto che la TVB è a Domegge per un mini ritiro, ci starà fino al 2, poi il 4 giocherà a Pieve di Soligo la prima uscita stagionale contro Udine. E allora andiamo a sentire cosa aveva detto Paolo Vazzoler in merito alla stagione, perché è sempre importante sentire. Sentiamo. Il messaggio è molto semplice, loro hanno solo un compito, i ragazzi in polo blu, che tutti quelli che oggi sono in maglia bianca, sia una camicia o una polo, hanno solo un altro compito molto semplice: i ragazzi devono pensare a giocare, farlo al migliore dei modi, pensando che quest'anno è un gruppo di lavoro molto diverso, ha 7 giocatori nuovi rispetto all'anno scorso, per cui hai giocatori 7, alla fine su 11 erano 7. I vecchi devono aiutare i ragazzi nuovi a integrarsi e quelli nuovi devono riuscire a capire i compagni di squadra con cui sono arrivati a giocare. E perché il gruppo diventi squadra, ciascuno deve fare un passo indietro, perché se no ne fai 2 avanti. Il bene individuale non esiste, ciascuno di loro è come, lo dirò anche poi dopo, il primo giorno di scuola, in cui ti arrivano la cartella, diario nuovo, pieni di speranze, di sogni, di ambizioni, che però nessuno lo realizzerà se non si realizzeranno anche con le compagnie di squadra, per cui sarà proprio la convivenza, la capacità di arrivare a un traguardo comune che li renderà diversi, renderà il gruppo una squadra. Questo ho detto loro, e il fatto che mi piace come sempre che quando escono dal campo nessuno possa dire loro potevi dare di più. Poi perdiamo, per carità, ma voglio che a fine della partita tutti loro abbiamo messo dentro tutto quello che hanno, da risorse fisiche, risorse mentali, nervose, se hanno giocato o non hanno giocato non importa, chi non ha giocato tifando, chi ha giocato giocando, però che ci sia sempre comunque il massimo impegno anche per rispetto alla maglia che porta. Appunto, parliamo di impegno, cosa non vuole vedere quest'anno, Presidente, in campo o come fuori? Che mi rimanga il dubbio che non abbiamo fatto il tutto per poter vincere, e quindi che mi rimanga quell'amaro in bocca e dire avessimo fatto qualcosa in più forse potevamo giocarcela fino in fondo. È solo quello, ma è lo scopo, cioè il messaggio comune, la mission comune dall'inizio del nostro percorso vita, da quando siamo nati. Ultimi giorni di ritiro quindi per Paolo Vazzoler e per la sua TVB, poi si rientrerà, vi dicevo, e poi la partita, la prima uscita stagionale a Pieve di Soligo contro Udine. Andiamo a parlare di rugby, perché il Benetton è partito alla volta di Newport, un viaggio che è un po' diciamo traumatico e lungo, perché trasferimento a Milano, da Milano a Glasgow, da Glasgow a Newport, insomma non una tratta comodissima per quanto riguarda il Benetton, che domani affronterà nella prima esterna di campionato il Newport per iniziare, si spera alla grande, come ha detto anche Dean Budd, e il suo Pro 14. Eccolo il capitano. Ora siamo molto contenti con tutti e 3 partiti, 2 su 3 per noi è stato benissimo, non c'era mai un focus di vincere la partita, c'è sempre il derby, diciamo, contro le zebre, c'è quello pizzico di feeling in più, ma no, fisicamente abbiamo visto che il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 2 mesi abbiamo sfruttato bene. Poi anche la struttura, sì, più che altro l'aggressione che le ragazze hanno mostrato in campo, si vede quanta voglia c'è. In effetti si è visto, insomma, dalla prima partita alla terza, soprattutto un pacchetto difensivo che si è fatto sentire, soprattutto con le zebre. Sì, no, senza... Adesso che abbiamo un po' di isolane non c'è mai una bella placcaggio, ma lei ha tirato una stecca più di uno, anzi, ma i ragazzi sono molto molto carichi di iniziare la stagione. Ecco, iniziare la stagione al meglio, mentalmente come siete? Più liberi? Avete
compattato, avete fatto gruppo. Sì, no, come ti ho detto più di una volta, sì, siamo messi bene come una squadra fuori dal campo, anche in campo si vede che c'è quelle combinazioni, siamo molto più fluidi. Tutti di noi non vedono l'ora di entrare in campo. Sì. Gli obiettivi quali sono? Gli obiettivi ormai li sappiamo, insomma, quelli di migliorare lo scorso anno e... Sì, ovviamente partita da partita vogliamo migliorare, con questo vengono le vittorie anche, vogliamo iniziare bene, è importante per noi di continuare con questo momentum che abbiamo dalla prestazione, di andare a mostrare cosa. Allora, dopo le 3 amichevoli arriva la Pro 14, prima a Newport. Inquadraci un po' la partita. Newport sono una squadra cambiata, hanno ripreso tutte le internazionali che sono state via negli altri campionati, quindi sulla carta sono una squadra molto più forte l'anno scorso. Come noi sappiamo non è sempre così, è sempre un po' di tempo di gel come una squadra. Sappiamo che sarà una battaglia come sempre contro loro perché sono una squadra molto fisica, stiamo preparando per questo. Hai parlato di carta, anche i giornali hanno scritto vogliono battervi. Sì, no, è loro che sono a casa, sono carichi, è sempre la prima partita della stagione, quindi non si sa cosa può succedere, ma noi stiamo andando a vincere, questo è chiaro. E allora buon inizio. Grazie a tutti. Un buon inizio quindi a Newport per quanto riguarda la Pro 14, per quanto riguarda il Benetton, e allora in bocca al lupo e vedremo come sarà andata naturalmente nella giornata di lunedì, quando ricapitoleremo tutto quello che è successo nel weekend. Allora lasciamo il rugby e passiamo al volley, perché abbiamo il volley conegliano, il volley Limoco che si sta radunando, si radunerà, usiamo il futuro ancora lunedì prossimo. Per quanto riguarda il Palaverde vedrà la presenza di Volos e Bekis, le 2 palleggiatrici, l'americana Easy che rientra dopo un lungo infortunio, Valentina Tirozzi che ritorna a Pantera dopo 4 anni, aveva vestito la maglia dell'Imoco, e poi le giovani che affiancheranno le senatrici in questa nuova stagione agonistica. Dopo l'acquisto di Nagaoka di cui abbiamo parlato l'altro giorno, arriva un altro acquisto in casa Imoco, un acquisto che l'ufficio stampa ci dà appunto comunicando che in attesa del recupero completo di Raffaella Folì, l'Imoco Volley ha messo sotto contratto una nuova centrale, la croata Martina Samadan, 25 anni, da compiere l'11 settembre prossimo, 193 cm di altezza, nata a Spalato, che proprio da lunedì si aggregherà alle squadre della Pantere per il raduno ufficiale e l'inizio della preparazione. Evidentemente a Santarelli è piaciuto, Santarelli nuovo tecnico della Croazia, è piaciuta la Samadan e ha così ottenuto il suo tesseramento in attesa di recuperare a pieno Folì. Rimaniamo a parlare di pallavolo femminile, perché a Conegliano c'è gran voglia di risalire con il Team SPES. Ieri abbiamo parlato con Claudio De Luca, il suo presidente da alcuni anni oramai, cambiata tutta la società, si è data una nuova impostazione, un'impostazione serissima, un'impostazione che prevede tra l'altro anche 12 o 13 allenatori di grande livello e di grande personalità, come il ritorno di Mario Martinez, che è legato ai successi della prima SPES, insomma della prima pallavolo coneglianese che ottenne grossi risultati. E sentiamo allora Mario Martinez. Zoppas Arena, siamo con Mario Martinez. Un ritorno, Mario? Sì, un ritorno, logicamente che questo palazzetto che è spettacolare, con un'altra società, una società con gente nuova che credo che sta tentando di fare belle cose, e bene, ho preso questa occasione e siamo tornati alla mia città.
a Conegliano. Sì, è vero, perché tu sei argentino, però Conegliano ti ha dato molto, non questo palazzetto, l'altro, insomma ci sono dei ricordi forti. Sì, diciamo che mi ricordo ancora di quando appena ero arrivato e non mi sentivo logicamente veramente bene al mio agio. Oggi quando mi parlano dico sono Coneglianese doc. Allora, da Coneglianese doc dove sei stato per chi non ti ha seguito? Beh, noi sappiamo un'avventura a Bassano che è l'ultima, poi invece prima cosa? Sì, dopo quando è finita l'avventura qua a Conegliano ho fatto un anno a Parma e dopo di Parma sono andato 2 anni a lavorare con la nazionale maschile finlandese con un mio amico Daniele Castellani che faceva il primo allenatore. Dopo 2 anni logicamente che ho voluto rientrare, ho avuto un'occasione bellissima a Frosinone, sono stati 2 anni bellissimi e dopo ho chiuso i battenti lì a Frosinone e ho preso questa possibilità di Bassano che anche se era il settore giovanile diciamo, mi avvicinavo molto a casa perché facevo avanti e indietro. E bene, oggi mi trovo qua. Spero di poter aiutare a questa nuova società a crescere quanto si può. Mi hai detto che non ti piacciono i titoli, ti dicevo sarai un po' un supervisore, invece come ti inquadri? Insomma, darai un aiuto? No, logicamente che sarò, sì, i titoli non mi piacciono, sarò il direttore sportivo, ma più che il direttore sportivo sarò quello che tenterà di guidare, di aiutare gli allenatori a fare una ulteriore crescita. Io credo che già l'anno scorso loro hanno fatto molto bene e speriamo di quest'anno poter aiutare a tutti quanti. Io logicamente che riceverò nel bene e nel male tutte le problematiche della parte sportiva, ma prenderò anche in mano un paio di squadre perché mi piace stare lì lavorando sul campo. È una Serie D, l'altro anno hanno perso la Serie C per un soffio, ne parlavo con il Presidente, l'obiettivo c'è. Ma come obiettivo logicamente che è tentare di salire con la Serie D, che stanno lavorando molto bene con Mauro Bielgia. Mauro è uno di casa, da quando io sono arrivato qua con Eliano lui già c'era a lavorare con il settore giovanile, perciò tenterò di dare una mano soprattutto a questa squadra adulta, logicamente tentando di far crescere insieme agli altri allenatori tutte le altre categorie. Mario, ce l'auguriamo perché qui si respira l'aria giusta. Sì, questa è una bellissima città di pallavolo, posso dire che tanti anni fa pochi conoscevano Conegliano in quanto alla parte sportiva pallavolo, diciamo che oggi per tutto quello che si è fatto e quello che sta facendo l'Imoco, logicamente che Conegliano è probabilmente una delle città più conosciute in quanto alla pallavolo a livello europeo, perciò speriamo di aiutare a che questa nuova società faccia ulteriori passi in avanti. Siamo contenti di poterti salutare nuovamente in casa, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a voi. E come dicevo nell'intervista siamo contenti di poter riascoltare, rivedere e sentire anche nei prossimi mesi, nelle prossime nostre interviste, Mario Martinez, un piacevolissimo ritorno in quel di Conegliano, importante per il team SPES. Buon lavoro. Abbiamo concluso il nostro appuntamento serale giornaliero, l'ultimo della settimana con www.venetoglobe.com, lo spazio dedicato allo sport, sul canale digitale terrestre 813 per quanto riguarda la provincia di Belluno, in attesa di ampliare la nostra visione a tutto il Veneto. E allora godetevi questo weekend che sarà zeppo pieno di partite, di gare, di incontri per molte discipline sportive. Noi ci risentiamo a raccontarvi tutto lunedì. Buona serata e buona giornata, buon weekend.